Nous vous invitons à participer à la prochaine activité qui est très importante du 8 au 11 mars 2023 ici à Sfax à la Foire internazionale. Signor Davide Moretti, vi invito a visitare l'Algeria. Ci sono opportunità da non perdere. Sicilia Restart, seconda edizione, convegno Mediterraneo, etica dei rapporti internazionali. La Sicilia connessa al Mediterraneo, io compro siciliano che ha sempre creduto nelle connessioni e nella trasversalità del suo progetto. Oggi ha avuto ospite l'Algeria, la Tunisia, che hanno dato esempio di grande collaborazione e di essere pronti a poter scommettere su questa grande squadra. Momento importante oggi di confronto, temi di grande importanza, di grande attualità, come quello della centralità del Mediterraneo, in cui la Sicilia svolge un ruolo centrale sia in termini di cultura storica e di logistica. Abbiamo affrontato oggi tematiche quali l'etica all'interno delle aziende, l'etica sotto il profilo dei diritti umani, ma soprattutto dei diritti e dei doveri che ciascun cittadino ha. Erano presenti l'Istituto Linguistico Ninni Cassarà, per noi fondamentale perché le nuove generazioni saranno il futuro di coloro che si occuperanno di coadiuvare quelle che possono essere i rapporti internazionali in un mondo che deve avere sempre al centro il valore dell'etica. Riteniamo assolutamente importante parlare alle nuove generazioni di etica, di morale in quei rapporti internazionali che necessitano di dialogo e quindi fare rete partendo proprio dai ragazzi, dalle scolaresche, sempre guardando ad un dialogo interculturale. Queste iniziative sono sicuramente le iniziative importanti per far conoscere ai ragazzi le varie possibilità che ci sono. È quello che diciamo sempre: non andate via dalla Sicilia, create impresa in Sicilia e sicuramente il Mediterraneo accetterà le vostre proposte e le vostre possibilità. Dieta mediterranea non è solo cibo, ovviamente, è anche salute, rispetto dell'ambiente, società, economia. Ottempera a tutti e quattro i pilastri della sostenibilità ambientale, concetto anche ripetuto nell'Agenda 2030 dell'ONU, che ci spinge ad aumentare le partnership tra le varie nazioni. Il parco sta privilegiando una nuova cultura, un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Infatti puntiamo proprio a quello che è lo stile di vita mediterraneo, il paesaggio, la grande biodiversità di questo territorio. Andiamo a lavorare sulle singole peculiarità per consentire a questi territori di svilupparsi in maniera corretta, in maniera etica, in maniera sana per le future generazioni. Restart Sicilia non si ferma, stiamo già lavorando alla terza edizione, una terza edizione che vedrà il coinvolgimento di molti più paesi con l'unica volontà, insieme a noi siciliani, insieme alla Sicilia e all'Italia, di portare avanti un progetto di sviluppo per questo Mediterraneo.